Siamo con Marcello e Maurizio in una delle sale corsi dell'Union Cop che ospita la SAV in queste occasioni per un corso diverso da quelli soliti che riguardano proprio il pilotaggio dei droni, ma per un corso BLSD. Sì, esatto, buongiorno a tutti. Oggi per la SAV è una grande giornata perché per la prima volta organizziamo un corso dedicato, molto specialistico, del BLSD, che è dedicato a tutti i piloti che quest'estate faranno parte del progetto Salvamento a Mare con i droni, perché oltre ad avere le capacità e essere abilitati al trasporto del dive, è giusto che un pilota possa anche essere in grado e soprattutto autorizzato a utilizzare questo strumento molto molto importante per salvare la vita umana. Oggi con noi il nostro pilota tesserato e istruttore Dan Maurizio Cavallo, che ha portato qui con noi il suo sapere e la sua metodologia di insegnamento, e la sua parola a Maurizio. Grazie. Salve a tutti, sì, come diceva Marcello, mi chiamo Maurizio, sono un istruttore esecutore di BLSD e il primo soccorso. Oggi stiamo per la prima volta qui in SAV facendo un corso di BLSD qualificato, accreditato in Regione Veneto al SUEM 118. Questo corso si basa principalmente sul come salvare la vita a una persona in arresto cardiocircolatorio con l'ausilio anche del defibrillatore semiautomatico. È uno strumento salvavita, uno strumento importantissimo, uno strumento che in molti casi ci ha aiutato a portare a casa, come si suol dire, una persona. Questo corso si basa principalmente a una parte di teoria dove viene spiegato il sistema circolatorio, tutto quello che riguarda il massaggio cardiaco, e dopo una parte pratica dove si fa esercitazione sul manichino e con l'ausilio del defibrillatore. Dura 5 ore, tutti dovrebbero fare questo corso, tutti dovrebbero sapere come fare un massaggio cardiaco, perché oggi il 90% ci dà il 90% di probabilità in più di portare a casa una persona. E ricordiamo che farlo non è necessario, non lo si fa pensando che si debba salvare l'estraneo che si trova in mezzo alla strada, ma lo si fa perché può capitare in famiglia con qualcuno che si conosce, e allora si sarebbe molto motivati dal saper usare le manovre adeguate per salvargli la vita. Corretto, correttissimo. Quindi per completare io suggerisco anche a tutti voi che ci state guardando di contattare la SAV, eventualmente anche per la propria azienda ma anche per il nucleo familiare, e potremo organizzare insieme questi corsi che veramente sono molto molto importanti. E questo è anche accreditato dalla Regione Veneto. Esatto. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.